qualche giorno fa era emersa sempre su un emittente locale qui del Portoguarese la questione della rotondina in viale Pordenone, quella che è alla fine di un cavalcavia autostradale vicino al concessionario Fiat, per intenderci. Ecco, qui la gente si lamenta perché questa rotondina fa da collo d'imbuto al traffico, soprattutto quello che viene dall'autostrada. In più, aggiungo io, c'è anche un'altra questione, che questa rotondina non è abbellita, cioè lasciata così al verde, diciamo, e a tal proposito il sindaco Bertoncello, il sindaco di Portoguaro, aveva detto che se eventualmente la provincia non era in grado di gestire l'abbellimento floreale, se ne avrebbe lui interessato e quindi l'amministrazione comunale di Portogallo l'avrebbe realizzata. Sì, allora io posso innanzitutto ringraziare l'amministrazione comunale per porsi come interlocutrice preferenziale per abbellirla. Devo dire che già in quella rotatoria noi stiamo prevedendo anche una serie di rifacimenti, di abbellimenti di rotatorie, soprattutto quelli che rappresentano una porta per la viabilità provinciale e gli ingressi alle città, quindi voglio assicurarlo, lo stiamo facendo da circa un paio di mesi, è un lavoro che dopo 2 anni di priorità adesso iniziamo a fare anche queste cose che per la sicurezza stradale, parlo proprio per la sicurezza, sono leggermente non così prioritarie. No, una piccola, quindi lo ringrazio, lo terremo in considerazione, anche perché la questione di quella rotatoria è strettamente legata all'avanzamento dei cantieri della tangenziale, perché fa parte, diciamo così, delle opere compensative della realizzazione ancora del primo lotto, quindi della rotatoria che è già realizzata dal primo lotto e che si innesta appunto in viale Pordenone nella SP 251. Perché scusa se ti interrompo, io ho sentito che quella rotatoria lì piccola dovrebbe essere eliminata e verrebbe realizzato un sottopasso per i residenti in quella via lì. Ecco, esattamente, non è proprio così. Quella rotatoria non è ancora definita il proprio destino. Innanzitutto perché è una rotatoria che ha voluto proprio il sindaco di Portoguaro. Cioè quella rotatoria lì? L'amministrazione comunale di Portoguaro l'ha voluta, sì, l'ha voluta perché giustamente con la realizzazione di quell'arteria nuova del lotto della tangenziale, le attività commerciali e le aziende e le famiglie che abitano in quel borgo non avrebbero potuto assolutamente né entrare, cioè entrare sì ma uscire no. E quindi è stata l'amministrazione comunale all'epoca si era posta come interlocutrice con la provincia, con l'ANAS e così via, per fare in modo che venisse realizzata. Questo è quello che in viabilità mi viene riportato dai verbali. Quindi è stata realizzata una rotatoria che per questo ha una funzione importante, è vero, crea un cono di bottiglia più che altro per le dimensioni, però è anche vero che noi potremmo tranquillamente adeguarla, potremmo spendere anche dei soldi, il problema è che lì sono tanti soldi perché c'è tanto esproprio da fare, al di là dell'opera fisica della rotatoria, ma soprattutto non ha un destino certo perché, come dici giustamente te, con i lavori di adeguamento della terza corsia autostradale, quindi il rifacimento completo della rampa del cavalcavia, e quella rotatoria non si capisce anche se deve rimanere, se è in regola e a norma con il codice della strada per le pendenze e così via. E soprattutto perché io stesso, come assessore alla viabilità della provincia, nelle osservazioni al progetto della terza corsia per quanto riguarda l'interferenza con quella strada provinciale ho sollevato il problema che non è soddisfacente, che quindi nelle more del lavoro si riesca anche a inserire. La stessa cosa so che ha fatto anche l'amministrazione comunale di Portoguaro, quindi le stesse osservazioni. Adesso stiamo attendendo che il responso, diciamo così, definitivo da parte del commissario delegato che recepisca appunto queste indicazioni. Scusi ti interrompo, per quanto riguarda invece l'abbellimento floreale non si potrebbe già fare adesso? Per quanto riguarda l'abbellimento floreale c'è un problema assolutamente burocratico, come avevi sollevato tu nel corso di un precedente servizio che avevo visto, e proprio perché la questione è un po' complessa, mi scuso, non avevo ancora risposto, la competenza per quella rotatoria, proprio competenza, è ancora di ANAS, quindi non sta provinciale come l'altra, proprio perché viene considerato, diciamo così, area di cantiere ancora. Abbiamo già predisposto un verbale di annessione, ANAS è pronta ad accettare il fatto che noi ce la prendiamo in carico, tra l'altro noi, anche se non ci compete, facciamo già la manutenzione del verde, nel senso che sfalciamo già l'erba, una volta noi, una volta l'ANAS, comunque facciamo il lavoro, andiamo in
Claudio, è solamente una questione burocratica che non la sblocca. Anche se fosse possibile farlo adesso, concetto, al momento c'è una nuova dirigente che ha sostituito il precedente dirigente della viabilità, e quindi si è leggermente rallentato la macchina negli ultimi mesi, però lei ha già preso in possesso la questione. Per quest'autunno noi contiamo comunque di portarla a casa, ma anche se noi avessimo la possibilità oggi, agosto del 2011, di fare lavoro, non potremo farlo perché semplicemente la stagione non ce lo permette, quindi comunque dovremo andare in autunno. Però ripeto, che siamo noi con questo piano di avvelimento di rotatorie che stiamo predisponendo, che sia il Comune a realizzarla. Se per il Comune è una priorità, lo è anche per noi, facciamo il lavoro.